Ricordiamo che le prospettive ci dicono che passeremo in 10 anni da 250.000 presenze turistiche a 1,5 milioni, quindi i cittadini del territorio sappiano che se hanno un angolo di casa da mettere a posto ne approfittino, magari adesso che c'è anche il 110, e quindi preparino una piccola offerta turistica, perché ci sarà spazio per tutti. Fondamentale è stato il coordinamento fra tutti i comuni. C'è ancora molto da fare, ha spiegato il presidente a margine dell'inaugurazione della nuova sede del Consorzio di tutela del Prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene. Abbiamo il grande tema del grande percorso del patrimonio dell'umanità, che sono i 52 km da Valdobbiadene a Vittorio Veneto, che diventerà il nostro Santiago di Compostela. Considerate che su quello investiremo, ci sarà una tabellazione, tabelle ogni 500 metri, ci sarà, lo possiamo annunciare, l'accordo con Google per fare lo Street View, quindi sarà tutto in Street View, si vedrà tutto il percorso, e insomma lì ci sarà un'affluenza da paura. Dobbiamo pensare a regolamentare i flussi, fare in modo che non siano caotici e deturpanti, ma sappiamo che avremo turisti attenti, informati, che vengono qui per scelta e non a caso. Poi Zaia ha voluto ricordare il lavoro dei viticoltori. Difendiamo i nostri viticoltori e non continuiamo a pensare che siano dei devastatori, perché se queste colline sono ancora lì, belle come le vediamo, è grazie a qualcuno che si è spaccato la schiena e le coltiva. Produttori agricoli, operatori turistici devono prendere coscienza che questo territorio ora è patrimonio dell'UNESCO e bisogna rimboccarsi le maniche. Io ho sempre ribadito che i primi che devono capire questo sono innanzitutto i cittadini e poi ovviamente tutti coloro che lavorano nel mondo dell'agricoltura e della ricettività, quindi gli albergatori, ma non solo, anche i bed and breakfast, gli agriturismi. Insomma, bisogna capire che questo territorio ha cambiato pelle e che la cultura, per esempio, dell'accoglienza è fondamentale e bisogna crescere in questo.